Se c'è un irresponsabile, questo è Oliverio. Le parole del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, rivolte al presidente della regione. La polemica dopo le dichiarazioni rilasciate dal governatore ieri in occasione dell'inaugurazione del polo oncologico sul nuovo ospedale di Cosenza. Abbiamo destinato 250 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale che appunto segna il passo, perché il comune di Cosenza ancora non ci ha messo nelle condizioni di poter sbloccare le risorse. È passato oltre un anno, avremmo già a quest'ora messo il progetto nelle condizioni di essere messo a gara. Purtroppo devo dire che siamo in una situazione di stallo che bisogna comunque sbloccare, perché appunto è irresponsabile, solo per giochetti politici, di manovre politiche, impedire alla città capoluogo della più grande provincia della Calabria di avere, come è giusto che abbia, il nuovo ospedale. La politica dell'attuale presidente della regione, aggiunge Occhiuto, è la politica del nulla, incentrata solo su annunci. Non c'è nessun ritardo imputabile, sottolinea, al comune di Cosenza. In più di 4 anni il governo Oliverio, conclude Occhiuto, non ha saputo far altro che approvare un inutile studio di fattibilità per mandare avanti un iter progettuale e pagare compensi professionali, sapendo già che non potrà realizzare nulla. Uno studio di fattibilità che non prevedeva all'origine, se non fosse stato per i rilievi mossi appunto dal Consiglio Comunale di Cosenza, neppure un'idea sul destino del vecchio ospedale dell'Annunziata e del Mariano Santo, e questo mentre va ad inaugurare un polo oncologico proprio al Mariano Santo. Ma mi chiedo, e lo chiedo ai medici e agli specialisti della materia, conclude il sindaco, avrebbe un senso un polo oncologico lontano dalla struttura ospedaliera?